Buongiorno, buongiorno a tutti, chi è in sala, chi è a casa. Vogliamo aprire questo culto con questo versetto dal Salmo 18, versetto numero 6. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, ed egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Amen. Se stai attraversando una situazione difficile nella tua vita, ti incoraggio a gridare davanti a Dio, perché aprirà i cieli unicamente per salvarti da quel problema, per liberarti. Se non lo farà subito, lo farà forse domani. Perché anche gridare a Dio è uno stile di adorazione. Gridare a Dio nei momenti di angoscia, nei momenti anche difficili, anche quando abbiamo dei problemi, anche relativamente che possono sembrare futili, ma non lo sono mai, perché quel problema anche futile magari ti sta creando un'angoscia, un'oppressione, ti senti oppresso, devi gridare a Dio. A noi ci è capitato a Remanzacco, per esempio, con i ragazzi, quando siamo partiti con il culto è andata via la corrente, ci siamo trovati smarriti. Può sembrare un problema non così importante, però ci ha sconvolti, eravamo veramente nel panico. Chi si ricorda dei ragazzi? Sicuramente Gioele si ricorda, si sarà inginocchiato nei corridoi, a urlare, a gridare, è vero Gioele, in nome di Dio. L'abbiamo fatto in tanti, su e giù. Ma ci sono anche cose a volte più importanti, problemi di lavoro, colleghi, non vai d'accordo, questo problema con il collega ti crea un'angoscia, oppure in famiglia hai un problema con tuo marito, con tua moglie, con tuo fratello, con tua sorella, con i fratelli stessi della tua comunità, ti crea angoscia, non riesci a liberarti da questo problema, allora grida a Dio. E infatti il prossimo canto dice: ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado e mi ricordo chi sono io sono tuo, alleluia. Per quel che hai fatto tu, non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Non so, sono come un fiore che oggi gemma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via. Quando grido, mi rialzi quando cado, mi ricordi chi sono io, sono tuo. Chi sono io? Il creator del mondo intero, ti interessi a me, a ciò che ho dentro il cuore. Chi sono io che la stella del mattino c'è a me, nell'ombroso mio cammino. Non per quel che sono io, ma per quel che hai fatto tu.
per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore, oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via, ma tu ascolti quando grido e mi rialzi quando cado, mi ricordi chi sono io, sono tuo. Tu sei lì, mi guardi con amore e mi riporti su. Chi sono io, che la voce che calmò le onde del mare d'ora, doni pace al mio cuore. Non per quel che sono io, ma per quel che hai fatto tu, non per quel che ho fatto io, ma per quello che sei tu. Lo so, sono come un fiore che oggi c'è ma poi svanisce, come un'onda in mezzo al mare, come un vento vola via. Ascolti quando grido, mi rialzi quando cado. Amen. Alleluia. Sì, Signore, anche quando non ci ricordiamo veramente chi siamo, dobbiamo tenere a mente che, come dice il canto, sono tuo. Ecco, Signore, cosa c'è di più prezioso e di più grande appartenere a te? Cosa c'è di più prezioso e di più grande appartenere al tuo popolo, Signore? Non per quel che ho fatto io, ma per quel che hai fatto tu, Signore, siamo qui. Non siamo per le nostre bravure, non siamo per le nostre capacità, ma siamo per te, Signore. Siamo perché tu ci hai concesso di venire oggi in sala e di darci questa bella giornata di sole e di benedirci, Signore, con tutta la natura che ti circonda, che ci circonda, perché l'hai creata tu. Alleluia e gloria al tuo santo nome, nel nome potente di Gesù. Amen. Salmo 9:9 dice: l'Eterno sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Amen. Ti senti oppresso? Hai bisogno di un rifugio? Abbiamo parlato di angoscia, di oppressione, ma dobbiamo anche comprendere che c'è un rifugio che ci ripara da tutto, dal freddo, dal caldo, da qualsiasi cosa. Non è immediato certamente il sollievo, magari il Signore te lo vuole dare più avanti, ma te lo darà il Signore questo sollievo. E solo sapere, come abbiamo cantato precedentemente, che il Signore ci dice sono tuo, tu appartieni a me, questo ci elimina dall'angoscia e dall'oppressione, ci regala una gioia e un sorriso, perché noi siamo di fronte ad un eterno Dio, alleluia. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Oh Dio, regni per sempre, tu sei il mio liberatore.
Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, mi difenderai, e in alto volerò lassù con te. Signore, siamo davanti all'eterno Dio, a colui che con la sua parola, con la parola pronunciata dalla sua bocca ha creato ogni cosa. E quello che ci meraviglia, Signore, è che c'era il caos prima e poi hai realizzato l'ordine. Hai distinto l'acqua dalla terra. Hai posto ogni cosa, sia nei mari che ogni creatura, Signore, sulla terra. E poi ci hai creati, Signore, a immagine e somiglianza Tua, donandoci il giorno successivo un giorno di riposo. E oggi noi, Signore, rievochiamo quei momenti, quel riposo spirituale che troviamo davanti a Te, a colui che ci conosce fino in fondo, a cui nulla si può nascondere, dove le nostre anime sono pienamente esposte e visibili. Questa mattina, Signore, proviamo ad alzare il nostro sguardo verso di Te, affinché Tu possa essere onorato, benedetto, esaltato, attraverso le fragili vite che a volte siamo, Signore. Benedici questo incontro, che sia il Tuo Spirito a presiedere, che sia la Tua parola a parlare ai nostri cuori, che sia il sangue di Cristo a purificarci dai nostri peccati. Siamo qui, Signore, con tante aspettative. Voglia Tu parlarci questa mattina nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie perché è meraviglioso ripetersi sono tuo, caro Padre, ed è una cosa che vogliamo ringraziarti per questo, vogliamo lodarti, vogliamo dirti sempre grazie perché tieni la tua mano potente, se ti appoggi sulla nostra schiena, la tua mano potente sulla nostra testa, all'interno del nostro corpo, sul cuore, tu sei lì, sei sempre a darci forza, ci aiuti costantemente, toglici ogni dubbio, perché sappiamo che saremo con te per l'eternità, quindi qualsiasi difficoltà, toglicela dalla testa, Signore, perché noi sappiamo che arriveremo da te, noi siamo con te, abbiamo una difficoltà, ma tanto saremo con te, stiamo a disagio, ma tanto saremo con te. Ogni cosa, ogni problema, ogni qualsiasi cosa possa capitare nella nostra vita, noi verremo da te, saremo con te, perché tu l'hai promesso e tu non tieni sempre le promesse. L'unico vero Dio nella terra continua ad accarezzarci e a tirarci su da ogni nostra difficoltà. Grazie perché sei vicino a noi e sentiamo forte il tuo amore. Grazie per questo, caro Padre, e nel nome di Gesù siamo qui a lodarti. Amen. Amen. Grazie Signore per questo nuovo giorno, per questo nuovo giorno. Grazie che ci hai fatto diventare più forti. Aspetto che la tua grande e meravigliosa famiglia, per le reti. Grazie Signore perché nonostante le prove che ci dai, ci aiuti ad affrontarle con gioia e con missione. Grazie ancora Signore per la benedizione che hai dato a tutti i nostri cari fratelli e sorelle, sparsi per tutte le chiese del mondo, anche quelle che sono in distanza, sofferenti, che sono perseguitate. Benedici, purifica, santifica e fortificali nella fede. Aiutaci sempre a camminare nella retta via, senza mai cadere, né a destra né a sinistra. Plasmaci, modellaci, donaci la pace del cuore, la tua santa pace, Signore. Ricordo ogni giorno la tua santa parola, mettecela sempre nel cuore, nell'anima, nella mente, per poterla imparare, applicare e darla a chiunque con
tempi giuri e termini. Signore, nel nome potente di Dio Santo Immacolato, amen. Amen. Signore, mi chiedo cosa sarebbe successo se tu si fossi scoraggiato a metà del tuo cammino qui sulla terra, o all'inizio o alla fine, prima di arrivare in croce. Beh, non saremmo qua a lodarti perché saremmo immersi nel nostro peccato, immersi nella morte. Però mi chiedo anche che questo non sarebbe potuto succedere perché tu non ti sei scoraggiato, perché tu sei sommo amore e dall'inizio del tuo cammino, dall'inizio dei tempi, hai portato avanti la tua opera proprio per salvarci, Signore. Grazie. Amen. Grazie che non ti sei scoraggiato durante i nostri rifiuti, durante le sofferenze psichiche e fisiche, Signore. Grazie perché hai portato a compimento la tua opera. Grazie Gesù Cristo perché hai adempiuto il tuo servizio nei confronti del Padre, Signore. Grazie. E quindi ti chiedo di rinnovare in me, in tutti noi, il desiderio di servirti, il desiderio di, Signore, adorarti, di sentirti appartenente a questa Chiesa locale, alla Chiesa universale, Signore. Grazie perché ci dai l'opportunità di essere qua, ad adorarti, a servirti, Signore. Grazie. E allontana, Signore, da noi il diavolo, questo leone ruggente che ruggisce attorno per farci del male, Signore. Solo con te noi possiamo difenderci e solo con te noi possiamo portare a compimento il nostro servizio. Nel tuo santo nome. Amen. 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 Leggeremo un versetto, poi ci sarà un canto e poi ci sarà del tempo per voi, ma attraverso questo versetto dobbiamo comprendere perché dovremmo parlare dopo. Lo leggiamo assieme. La lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 3, al mio 3, lo leggiamo assieme. 1, 2, 3. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Cristo Gesù. Grazia e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. E adesso andiamo al nostro versetto, il 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Fermati su questo versetto, il 3, e lo rileggiamo solo questo versetto. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi siamo stati benedetti, giusto? Questo l'abbiamo capito. Ognuno di voi ha capito che abbiamo ricevuto una benedizione forte. È vero o no? Sì o no? Rispondete, una chiesa attiva. Amen. Quindi se siamo stati così potentemente benedetti, perché il giovedì non ci colleghiamo nemmeno su Zoom quando ci riuniamo in preghiera? Se siamo stati grandemente benedetti, perché il venerdì a Koinonia, allo studio biblico, siamo sempre in pochi? Oppure perché dopo lo studio non vi collegate nemmeno su Zoom? O se ci sono degli eventi, siamo in pochi? Oppure perché magari la domenica mattina facciamo fatica a svegliarci ed arrivare puntuali in chiesa? Se siamo stati grandemente benedetti. Questa è una cosa che ci deve far riflettere. Ci possono essere delle cose che non ci piacciono dello studio biblico, qualcosa che non ci piace della riunione di preghiera, ma lo facciamo per colui che ci ha benedetti e che ci ha benedetti non poco, grandemente, nei luoghi celesti e altissimi, perché solo in Lui troviamo rifugio, protezione. Se non in te, dice il canto, dove troviamo tutte queste cose? Dopo questo canto, poiché sei stato grandemente benedetto, racconta al Signore cosa è successo nella tua vita.
se hai qualcosa da raccontare, un versetto da leggere, una preghiera da fare, dopo il tuo momento, perché il Signore vuole dei credenti attivi, non vuole dei credenti che sono in teatro seduti a vedere lo spettacolo e ad applaudire lo spettacolo. Lo spettacolo l'ha fatto già il Signore ed è fuori. Alleluia. Dove troverò se non in te? Dove troverò se non in te? La pace, l'amore, la gioia del cuore. Dove troverò? Dove troverò in Dio, troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona. Dove troverò se non in te? Dove troverò se non in te? L'aiuto, la forza, l'abbraccio di un padre. Dove troverò? Alleluia. Dove troverò? In Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona. In Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Lui cammina al mio fianco e non mi abbandona, non mi abbandona, non mi abbandona. Mai. Non mi abbandona mai, non ti abbandona mai. Qualcuno ha da raccontare qualcosa? Qualcuno ha da testimoniare? Prego, sorella. Io sono molto felice perché in questo periodo, a parte Dina che piano piano, spero presto che l'utilizza, Sì. diciamo che sto aiutando un'altra persona a capire la differenza, perché lei ha detto che sono venuta a trovare dei testimoni di Geova e mi ha raccontato una cosa abbastanza sconvolgente, il che ho detto no guarda, le cose sono un po' diverse perché con la parola questa è la verità e insomma vuole iniziare a studiare un po', a capire. Allora io dico Signore aiutami tu ad aiutarla perché non è semplice, visto che
lei dice ma anche mio padre è morto, era buono, eccetera, tutte queste cose, sai? Sì. E non è tanto semplice, perché, ma comunque so che il Signore è grande ci guiderà nella strada giusta per aiutarla Senz'altro. a capire, perché lo sento proprio che fare domanda, è curiosa, molto curiosa. Se c'è la Vuole curiosità. capire qual è la verità, perché la Chiesa Cattolica dice così, ci si inginocchia davanti alle statue perché è un simbolo, e tante altre cose che non sto a divulgare. Comunque il Signore è grande, ci dà la forza veramente di aiutarle a superare non so, cos'è, una tradizione, diciamo così, e questo è. Se c'è la curiosità è importante, quando c'è la domanda è già importante. Infatti, questo Poi se sono pronti all'ascolto ancora più importante. infatti, sono stata più di un'ora con lei a parlare. Alleluia. Un negozio il Signore non ha fatto entrare nessuno. Amen. Amen, amen, vedi. Sì, se no gli fai perdere gli affari. No, il suo negozio, cioè nel senso che ci ha lasciato parlare. Certo. Prego Cristian. E suggerendomi mia figlia una cosa che chiediamo le preghiere per questo. Io ho cominciato da un paio, diciamo un mesetto a suonare il pianoforte e la persona che ci insegna, insomma, il tutto, è una bellissima persona. Abbiamo parlato del più del meno e la Giada gli ha detto no, poi in chiesa dobbiamo suonare, cantiamo, eccetera. Morale della favola, per dove andate, cosa siete voi? Ci ha iniziato a fare domande. Sembrerà che o la prossima o quella dopo domenica venga anche lei. Alleluia. Quindi chiedo preghiere che questo seme possa crescere, perché è stata una cosa veramente particolare, no? Però continuare a parlare alla fine dalla bocca della sincerità più assoluta è venuta fuori, insomma, questa curiosità, no? Questo semino già piantato. Grazie a Giada, allora. Grazie a Giada. Signore sa. E quindi chiediamo preghiere perché questa maestra di piano possa venire in chiesa da noi. Vedrà anche degli ottimi strumentisti, dei grandi abbiamo degli ottimi musicisti noi. Mi vanto dei musicisti che abbiamo. Gianni. Volevo leggere alcuni versetti dal Salmo 40, dopo racconto la testimonianza allora, i primi versetti, nel versetto 3. Ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido, mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un cantico all'ode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. La pazienza di aspettare il Signore in quei tempi, come parlavi prima tu, quando ci troviamo in difficoltà, chiediamo al Signore, però non sempre il Signore interverrà. Però qua dice ho pazientemente aspettato, il Signore interverrà. E vi dico questo perché mercoledì, non so se mercoledì, quando sono stati con Vito ma mercoledì mi sembra, siamo stati davanti all'ospedale a distribuire i Nuovi Testamenti. Martedì. Abbiamo distribuito questi Nuovi Testamenti, ne abbiamo distribuito 70 copie e all'inizio eravamo davanti all'ospedale, è venuto fuori un signore dell'ospedale con un tesserino e ci ha mandati via. Dice non potete stare qui. Prima cosa, la parola di Dio trova sempre un spazio. Comunque ci siamo messi nel marciapiede, abbiamo avuto occasione di parlare, anche Vito ha parlato con il Signore, poi c'è dei ragazzi, scuse assurde per non prendere note, tipo sono musulmano, Che non è. non era vero, sono ateo, può essere. Scuse assurde, non vogliono sapere la parola di Dio, prendono in giro, scherniscono la parola di Dio, ma la parola di Dio va sempre ad effetto, quindi continuiamo a pregare e aspettiamo con pazienza che il Signore interverrà. Certo. Interverrà, gli darà delle occasioni per conoscerlo, le potranno rifiutare, forse non vedremo noi nessun risultato, non vedremo nessuna conversione, ma chissà,
una parola o un Nuovo Testamento porti a riflettere qualcuno di loro. Ce lo auguriamo, quindi continuiamo a pregare per le distribuzioni, per i calendari e aspettiamo con pazienza il Signore. 70 sono tanti, quindi. 70 non sono tantissimi, ma neanche pochi. Neanche- 70 persone vuol dire che hanno ricevuto un Nuovo Testamento. Certo. Hanno la possibilità di leggerlo, lo faranno, non lo faranno, Lo saranno stanno. toccati dalla parola, non spetta a noi. Non spetta a noi. Che converte fuori. Quindi Amen. continuiamo a non scoraggiarci, continuiamo a predicare la parola, Alleluia. a testimoniare dell'amore. Vorrei raccontargli, dice i prodigi che ha fatto nella mia vita. E se quando molti vedranno e confideranno nel Signore. L'esempio nostro a chi ci conosce è la testimonianza più efficace. Non è stato immediato anche per noi. Prego, Gianni. Io voglio ringraziare il Signore perché Lui, come si diceva stamattina, è fedele e non è bugiardo. Perché pur che noi non siamo fedeli, Lui comunque fa. E fa quello che ci serve a noi. Certo. E noi ce ne accorgiamo poco dopo. E a me è un po' di settimane che ho sentito una predica e mi è rimasta una cosa in mente che mi sta tartassando da 2 settimane. Per chi facciamo noi le cose? Le facciamo per l'uomo, lo facciamo per le persone che ci stanno accanto, lo facciamo per le persone che magari ci hanno fatto del male. Per chi lo facciamo? O lo facciamo per il Signore? Se lo facciamo per il Signore cambia tutto, cambia completamente, perché non ci sono più malumori, non c'è più niente, perché il Signore è lì e noi dobbiamo farlo per Lui, Certo. indipendentemente da quello che ci circonda, Certo. perché se no non ha senso. Perché se ci concentriamo su quello che ci circonda, sul lavoro, su qualsiasi cosa, oggi si è parlato di tutto, e non troviamo uno scopo per dire sì, lo facciamo, perché diciamo ma intanto quello non mi interessa, quell'altro mi tratta male, quell'altro mi fa così, quell'altro fa colà. Invece se lo facciamo per il Signore cambia, perché Lui ci ha benedetti, Di ogni benedizione. Lui ci ha cambiati, Lui ci ha dato la salvezza e noi non possiamo fare altro. Facciamo le cose per il Signore, il lavoro, qualsiasi cosa noi facciamo. Se facciamo le cose, facciamole sull'opera del Signore. Se Amen. no non ha senso. Ci vuole un amen. Amen. Davide. Volevo ringraziare il Signore perché tempo fa mi ha pregato per mia nipote che ha avuto un periodo difficile, aveva tipo uno ripudio alla vita, diciamo, non gli piaceva più niente, era diventata un po' apatica, no? Non riusciva più ad avere stimoli, non mangiava più, stava cadendo proprio in depressione. Abbiamo pregato sia io ma anche tutti insieme con l'assemblea, quando abbiamo fatto la riunione di preghiera. E volevo ringraziarlo perché mia nipote adesso sta bene, ha conosciuto una persona, un ragazzo, sembra che anche questo ragazzo l'aiuti a superare questo momento difficile perché sono conosciuti proprio in ospedale. E sta bene, sta recuperando tutte le forze, sta incominciando a mangiare, ha ritrovato gli stimoli ad andare alla ginnastica artistica che frequentava, a rifare i corsi e quindi adesso ha un progetto di sposarsi, di fare una famiglia e quindi volevo ringraziare il Signore per tutto questo. Amen. Bene, se non ci sono altri interventi, passiamo alla cena del Signore. Anita, prego. Mi alzo perché è meglio sentire. Venerdì siamo stati allo studio biblico e ogni volta che si viene allo studio biblico, tante volte si viene, hai il mal di testa, sei stanca
e trovi tante cose che ti potrebbero bloccare, ma quando ti sforzi a venire, dici ok, il mal di testa passerà e vieni, e abbiamo visto Paolo come serviva il Signore, con quella grazia, con quell'amore, senza imporsi, ma imporre sempre Gesù, il Signore, e mai se stesso. E questo ha dato a me una grande benedizione, perché mi ricordo mio fratello che mi diceva: ma sei venuto ad aiutare o servire? E questa parola mi è sempre venuta in mente: sono per servire, non per aiutare. E il Signore benedica. Amen. Bene, passiamo alla cena del Signore. Grazie a tutti per gli interventi. E leggiamo una parte del versetto 16 del Vangelo di Marco. E dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ci fermiamo solo qui. Quindi chi ci rotolerà la pietra? Spesso noi cristiani ci concentriamo sul sacrificio di Cristo durante questo momento qui, ed è giusto, sull'ultima cena dove il Signore spezzò il pane, il vino, ed è giusto. Però, come ha anticipato già Paolo in preghiera, se il Signore non fosse veramente risorto, tutto questo avrebbe avuto senso? No. E in questo versetto si parla di questo, perché poi se lo leggete più avanti si parla di questo. La domanda di coloro che erano lì era una domanda legittima, no? Chi ci rotolerà la pietra? Perché per rotolare la pietra ci vogliono 8, 10 persone. Ma quella pietra però rappresenta a volte anche quella pietra che abbiamo sul nostro cuore. Quella pietra che ci opprime, che non riusciamo a rotolare perché da soli non possiamo. Il Signore è risorto. Infatti loro trovarono la pietra già rotolata. Il Signore era risorto, non c'era più lì. E quindi chi può liberare quella pietra sul tuo cuore? Così come ha liberato Cristo da quel sepolcro, così può liberare il tuo cuore oggi. Se non l'hai fatto, puoi accettare Gesù come tuo Signore e Salvatore, puoi far rotolare questa pietra. Se lo hai già fatto, ricordati di questo momento, quando passa il pane e il vino. Se hai già confessato in una comunità i tuoi peccati e ti sei affidato al Signore Gesù nostro Dio, allora prendi questo pane, prendi questo vino e ricorda che quella pietra è stata già rotolata. Quel sepolcro è vuoto. Gesù è risorto. Amen. Non è risorto a Pasqua, è risorto già. Volevo invitare qui fratello Gianni a distribuire i simboli e a pregare per i simboli. Grazie. Signore, grazie perché tu ci hai tolto quella pietra, Signore, e ce la togli ogni giorno, Signore, ci fai cambiare, Signore. Signore, grazie perché tu sei risorto, grazie perché sei stato fedele, grazie perché hai adempiuto al tuo progetto, Signore. E noi non possiamo fare nient'altro che inginocchiarsi a te, Signore, e dirti grazie, Signore, perché ci hai purificato. Prenderemo questi simboli che sono semplicemente dei simboli, però rappresentano un ricordo, rappresentano un sacrificio, rappresentano la tua volontà, l'amore tuo verso di noi, Signore. E noi ti vogliamo ringraziare per quello che tu hai fatto, per quello che tu fai e quello che tu farai. Perché nulla si è fermato in quel giorno, nulla si è fermato in quella situazione, Signore, ma tutto si è aperto, Signore. E grazie perché tu sei stato costante, fedele, sei stato al di sopra di tutto come tu sei, Signore, e noi non potevamo fare null'altro che credere in te, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare per questo, ti vogliamo innalzare, Signore, vogliamo venire a te
prendendo il pane e il vino, Signore, proprio per ricordare cosa Tu hai fatto per noi, ogni giorno, sempre, nella nostra vita, Signore. E noi Ti ringraziamo per questo, Signore. Amen.
Adesso canteremo un canto che ci ricorda, perché la prima volta che l'abbiamo cantato durante il periodo del Covid. Dico la verità, ci ricorda un momento difficile come comunità, ma anche per tutte le comunità evangeliche in generale, perché non ci si poteva vedere. E quando la sorella Angela mi ha inviato questo canto, vi dico che mi sono emozionato al punto tale da piangere davanti a un computer. Posso sembrare stupido piangere davanti a un computer, però era un momento molto emozionante, molto difficile. Le parole di questo canto mi hanno colpito, e non solo le parole, anche come è stato cantato dalla sorella. Il Dio che adoriamo. L'Onnipotente, tu sei il sovrano, grande misericordia, al potere di salvare. Tu sei il Dio che adoriamo, la morte di peccato hai cancellato, glorioso Redentore. L'Onnipotente, tu sei il sovrano, grande misericordia, hai il potere di salvare, tu sei
Ti adoriamo, Signore. Lode e gloria al tuo nome, Signore. Conduci tu il fratello Riccardo, Signore, per le parole che si appresterà a pronunciare da questo microfono. Grazie, Signore, per l'insegnamento che hai messo nel suo cuore e che impartirà a noi a breve. Amen. Bambini nelle classi. Una classe. La classe per adesso. Giusto? Per essere ottimisti. A parte chi indossa una divisa, quindi a parte loro, chi è che usa un abito quando esercita il proprio lavoro? Che può essere anche una camicia, che può essere... Quante persone cambiano, se vogliamo dire, abbigliamento quando sono al lavoro? Quante persone? Proviamo. Salvatore? Graziano, per la privacy non nominiamo le aziende. La Ionella, quindi mette il suo abito, ecco così, pantalone. Mario, l'ho visto, sono testimone che la sua... di casalinga, sì, beh, anche quello è un abito da lavoro, è vero. Altri abiti? Allora, questa mattina parleremo del Vangelo, il Vangelo in abiti da lavoro. Ecco. Perché per vivere il Vangelo è necessario mettere un abito da lavoro. Pensate a chi è al cantiere, mette il casco, i guanti per gestire il ferro, le scarpe anti-infortunistiche. Ecco, la lettera di Paolo a Filemone è il Vangelo, possiamo dire così, in abiti da lavoro. Come dire, è il Vangelo in forma pratica. È il Vangelo sul campo, è all'opera nella vita reale. È per questo motivo che abbiamo bisogno di questa lettera personale. Ma è anche una lettera potente, esplosiva. Fra poco vedremo un video, perché ci sfida in una fede comune che diventi efficace. Venerdì sera abbiamo iniziato a conoscere alcuni aspetti contenuti in questa lettera che, anzi ve lo faccio vedere, è tutta scritta qua, in questa pagina, perché tutto il resto sono riferimenti biblici, quindi sono veramente pochi centimetri quadri. Venerdì sera abbiamo iniziato a conoscere alcuni aspetti di questa lettera, insieme a quella dei Colossesi, che è stata inviata in una casa che si radunava proprio nella città di Colosse. Era la casa di Filemone, un uomo ricco, abbiente, che nel conoscere il Vangelo aveva messo a disposizione la sua casa come luogo di culto, nel quale altri credenti, che sono anche nominati all'inizio della lettera, si radunavano regolarmente per costruire nuove relazioni. Relazioni che andavano oltre l'amicizia. Ecco, questa mattina cercheremo di fare uno sforzo di andare oltre l'amicizia o le simpatie, mi fermo qua, che abbiamo, perché vogliamo spingerci verso la comunione fraterna. Fare questo tentativo di vedere dove ci porta questa lettera nella comunione fraterna. La comunione fraterna e i suoi effetti sono già espressi nell'Antico Testamento, tanto che è dedicato anche un salmo specifico, in particolare su questo tema. Leggiamolo insieme, Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E non è sempre facile. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che ci sia la benedizione,
la vita in eterno. Si vive insieme, si celebra l'unità spronando il popolo a perseguirla come un bene prezioso. I sacerdoti venivano unti affinché potessero esercitare il loro ministero davanti a Dio e in mezzo al popolo. L'olio serviva anche per quello che fa la crema oggi. Ecco, ho guardato Alessandra. Quello che fa la crema oggi serviva proprio per idratare la pelle secca che si esponeva alle calure, ma anche quella rugiada. Per me che provengo dalla terra, dalla campagna, quando vedevo la vallata, abitavamo in collina, vedevo tutta la vallata bianca, ma non era neve, era proprio la rugiada del mattino, e quella avrebbe dato vita a tutto quello che c'era. La vigna, gli ulivi, il prato, tutto veniva in qualche modo, come dire, lubrificato in qualche modo attraverso questa rugiada. Ecco, questa rugiada, dice l'autore, viene dal monte Hermon, ed era l'unico monte innevato che riceveva la neve per la sua altura e dava freschezza a Sion. Insomma, si comprende subito che la comunione fraterna è qualcosa che ci fa stare bene, o quantomeno dovrebbe essere così. Ma da quella casa uno schiavo fuggì. Questa è la nota dolente. Da quella casa uno schiavo fuggì. Siamo in un tempo storico dove la schiavitù era tollerata e faceva parte del tessuto sociale. Gran parte erano schiavi, 2/3 della società locale. E fuggendo da quella casa forse derubò anche il suo padrone. Scelse di andare a Roma e per qualche ragione sconosciuta non solo incontrò l'Apostolo Paolo, ma incontrò il Vangelo, incontrò Cristo. Uno schiavo che fuggiva dal suo padrone avrebbe potuto ricevere una dura condanna, forse anche pagare con la propria vita, perché il padrone di casa aveva il diritto di vita su tutti i componenti. Lo scopo di questa breve lettera sarebbe stato quello di reintegrare 2 persone a riprendere il cammino insieme. Stiamo parlando di Onesimo, diamo un volto, diamo un nome a queste persone. Onesimo era lo schiavo e Filemone era il suo padrone. Possiamo rivedere il video che narra tutta la vicenda, dura 6 minuti, ma vi posso garantire che c'è tutta la sintesi di quello che stiamo trattando. Proviamo. La lettera di Paolo a Filemone fu scritta durante uno dei molti periodi di prigionia di Paolo ed è la sua lettera più breve. Non fatevi però ingannare dalla sua brevità. In realtà è una delle lettere più esplosive che Paolo abbia mai scritto. Ecco il retroscena che possiamo ricostruire a partire dai dettagli presenti nella lettera. Filemone era un cittadino romano abbiente che viveva a Colosse. Probabilmente aveva incontrato Paolo durante la sua missione a Efeso ed era diventato un seguace di Gesù. Successivamente, quando il collaboratore di Paolo, Epafra, fondò a Colosse una comunità devota a Gesù, Filemone divenne il capo di una chiesa che si riuniva nella sua casa. Filemone, come tutti i patriarchi delle famiglie nel mondo romano, possedeva degli schiavi, uno dei quali si chiamava Onesimo. A un certo punto, tra i due emersero dei forti conflitti. Onesimo fece un qualche torto a Filemone. Non sappiamo con esattezza se si sia trattato di furto, inganno o altro. Subito dopo Onesimo fuggì. Infine Onesimo andò a trovare Paolo in prigione, probabilmente per chiedergli aiuto, e così facendo diventò un seguace di Gesù e un caro collaboratore di Paolo. Nello scrivere questa lettera Paolo si trova in una situazione molto difficile e delicata. Chiederà a Filemone non solo di perdonare Onesimo e di accoglierlo in casa, ma persino di abbracciarlo come fratello nel Messia e non più come schiavo. Ecco come si sviluppa la vicenda. Paolo apre con una preghiera. Prima di tutto loda Filemone e ringrazia Dio per l'amore e la fede che ha mostrato a Gesù e al suo popolo, e in seguito spiana la strada per la sua richiesta con questo versetto. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Ora la parola chiave qui è comunione.
o in greco koinonia, significa condivisione o mutua partecipazione. Il termine si riferisce a quando due o più persone che ricevono qualcosa e la condividono diventano compagni. Paolo ci sta dicendo che avere fede in Gesù significa riconoscere che tutti i suoi seguaci sono alla pari e condividono il dono dell'amore e della grazia di Dio. E per Paolo questa esperienza di koinonia tra i seguaci di Gesù non è una semplice idea astratta, bensì qualcosa che mettiamo in pratica nelle nostre relazioni. Paolo prosegue ora con la sua richiesta. Finalmente menziona Onesimo, il quale è diventato suo figlio in prigione, nel senso che Paolo lo ha esortato a dedicare la sua vita e lealtà a Gesù, e dunque adesso sono entrambi membri della famiglia del Messia. In prigione Onesimo ha servito Paolo fedelmente, e anche se Paolo vuole che rimanga lì con lui, sa che questo conflitto con Filemone deve essere risolto, soprattutto perché affermano di essere seguaci di Gesù. Il che porta Paolo a fare la sua richiesta audace, ovvero che Filemone riaccolga Onesimo non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro nel Signore. Paolo sta chiedendo troppo. Secondo la legge romana, Filemone aveva ogni diritto di fare punire o arrestare Onesimo. E Paolo non sta solo chiedendo che lo perdoni, ma addirittura che riaccolga il suo ex schiavo a Colosse come suo pari, come un membro della famiglia. È molto più di un semplice gesto di gentilezza, è qualcosa di inaudito. Liberare uno schiavo e trattarlo come un membro della famiglia stravolge lo status quo dell'ordine sociale romano. Perché Filemone dovrebbe fare una cosa del genere? E qui Paolo fa una mossa geniale, ripetendo la parola chiave della preghiera d'apertura. Dice: se mi consideri davvero in comunione con te, e qui ritorna la parola greca koinonia, allora accogli Onesimo come se si trattasse di me. E se ti ha fatto un torto o ti deve del denaro, dimmi la somma e ti ripagherò io. Dunque, in questa richiesta vediamo, nelle azioni e nella pratica, il fulcro del messaggio del Vangelo che Paolo annuncia. Prima di tutto si tratta di riconciliazione, proprio come aveva detto ai Corinzi. Nel Messia, Dio riconcilia il mondo a se stesso, senza imputare i peccati degli uomini contro di loro. Dunque, in questa situazione Paolo impersona Gesù. Si farà carico delle conseguenze e delle cattive azioni di Onesimo. Pagherà lui il prezzo affinché Onesimo si possa riconciliare con Filemone. Ma il messaggio di Paolo è più che una semplice transazione commerciale. Si tratta anche di koinonia. Onesimo, Filemone e Paolo sono tutti uguali davanti a Dio. Condividono tutti lo stesso bisogno di perdono. Il terreno è livellato davanti alla croce, il che significa che Filemone e Onesimo non possono più interagire sulla base della dicotomia schiavo-padrone. Sono membri della stessa famiglia, fratelli nel Messia. O come Paolo disse a Filemone e all'intera chiesa di Colosse, nella nuova famiglia di Dio non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Paolo conclude la lettera dicendo di essere sicuro che Filemone farà ancora di più di ciò che gli ha chiesto e gli chiede di preparare una stanza per gli ospiti, perché vuole andare a trovarlo non appena uscirà di prigione. Paolo conclude la lettera con alcuni saluti finali. La lettera di Paolo a Filemone è molto significativa per diverse ragioni. È l'unica lettera in cui Paolo non menziona esplicitamente la morte o la risurrezione di Gesù, e non è una svista. Non ha bisogno di spiegare la croce a parole perché la sta dimostrando con le sue azioni. Paolo sta incarnando il significato della croce. Si è reso il mezzo tramite il quale Onesimo e Filemone si possono riconciliare con Dio e l'uno con l'altro. Questa lettera ci mostra anche che le conseguenze della buona notizia di Gesù sono estremamente personali e mai private. Il fatto che Filemone e Onesimo adesso siano fratelli nel Messia rende la relazione tra schiavo e padrone completamente irrilevante. La famiglia del popolo di Gesù è il luogo in cui tutti sono destinatari allo stesso modo della grazia di Dio. È un nuovo tipo di società o una nuova umanità, come l'ha chiamata Paolo nella lettera ai Colossesi, in cui il valore e lo status sociale delle persone non sono definiti dalla razza, dal sesso o dalla classe economico-sociale. Nel Messia ci sono semplicemente dei nuovi uomini, compagni alla pari, che per mezzo di Gesù condividono la misericordia guaritrice di Dio. Ed ecco di cosa tratta la lettera di Paolo a Filemone. Lettera è il Vangelo in abiti da lavoro. Possiamo dire così. La domanda da porsi è se questo Vangelo fa la differenza nella nostra vita, nelle decisioni che prendiamo,
nel modo in cui vediamo le nostre circostanze, in quello che apprezziamo, nel modo in cui ci relazioniamo con i nostri fratelli e sorelle nella Chiesa. Paolo sa che Onesimo deve tornare dal suo padrone e sa anche che la sua fuga poteva essere anche perseguita penalmente dal diritto romano. Così Paolo rimanda Onesimo a Filemone con questa lettera di appello, perché lo riceva non più come schiavo, ma come fratello. Leggiamo insieme dal versetto 8 al versetto 20, che era poi la seconda parte, la parte centrale di questo breve video. Versetto 8: perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io Paolo lo scrivo di mia propria mano, pagherò io. Per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Preghiamo. Signore buon Padre, davanti a te, davanti alla tua maestà troviamo questi atti di grazia, Signore, che nella storia hai sempre compiuto incontrando l'uomo, incontrando l'umanità, incontrando le nostre vite, Signore. Quelle vite, Signore, che hai cambiate e che stai cambiando, trasformando ogni giorno. Signore, che questa parola, Signore, possa spingerci a costruire sempre di più relazioni migliori, autentiche, soprattutto in questa fede comune, Signore, che abbiamo in Te. Pertanto la mia preghiera, la nostra preghiera, che la comunione sia qualcosa di vero, di autentico, che ci spinge, Signore, a lavorare insieme, nei doni, con i doni e con i talenti e con le capacità che hai dato a ciascuno di noi. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tratteremo il tema della comunione fraterna questa mattina perché è un tema che ci lascia entrare in una nuova dimensione temporale. La comunione fraterna ci fa entrare in un'altra dimensione temporale che al momento è circoscritta ai giorni della nostra vita e della nostra esistenza. Guardate che cosa garantisce o ci lascia gustare, anticipare la comunione fraterna. Rileggiamo i versetti 15 e 16. Forse proprio per questo, guardate l'Apostolo cosa dice. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo ricevessi per sempre. Un po' di tempo per sempre. Non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano e sia nel Signore. Paolo non sta contrapponendo il bene e il male,
quella cosa lì l'ha già risolta con Onesimo quando è andata a Roma. Ma sta trattando o sta differenziando l'eternità dalla nostra esistenza temporale. Sta trattando ciò che è eterno da ciò che è temporaneo. La fratellanza, la comunione fraterna è quell'abito che ci lascia entrare in una nuova dimensione che non è più segnata dal tempo, ma ci proietta, la comunione fraterna, ci proietta verso l'eternità. Dirà l'Apostolo, forse è proprio per questo che egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre. È caratteristico di quest'epoca presente il rompersi, il logorarsi, l'arrugginirsi, capita, decadere. E quindi anche le nostre relazioni sono sottoposte a delle rotture, forse per una vita intera, ma la comunione fraterna è un nuovo modo di vivere che ci possiamo appropriare nella relazione con Dio. Prima nel conoscere il suo perdono e poi nella forza di una fratellanza da cui possiamo essere edificio, questa è la novità, piuttosto che una pietra, possiamo essere una vigna piuttosto che un tralcio, possiamo essere un corpo piuttosto che un membro. È tutt'altra storia. Versetto 8 a 12. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. La natura di veri cambiamenti non avvengono per imposizione. Non ha mai funzionato l'imposizione. Paolo poteva usare questo canale comunicativo, non altro per alcuni diritti che poteva far rivalere su Filemone. Piuttosto fa appello all'amore e al valore della persona. Versetto 1 dice al caro Filemone. Versetto 7, guardiamolo insieme. Versetto 7, infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Se le nostre vite sono inaridite per diverse ragioni, per rancori o per altre questioni, sarà difficile praticare il perdono. Filemone può arrivare a quell'obiettivo proprio perché già conduceva una vita in cammino con il Signore e sapeva confortare i santi, sapeva confortare i credenti. L'Apostolo fa l'appello all'amore al versetto 7, perché è già vissuto e sperimentato e quindi pronto a superare anche questa ulteriore, possiamo dire, prova? Sì, una prova di verità, è una prova in cui devi mettere l'abito del Vangelo. Forse derubato, forse per rivendicare alcuni diritti, Filemone. C'erano diverse cose in gioco, in ballo. Eppure Onesimo era già lì in quella stanza, sapete? Onesimo ha viaggiato insieme alle lettere. E quindi immaginate a casa di Filemone, dove ci sono già delle persone, prima viene lettera la lettera ai Colossesi, quindi che riguarda tutti, e poi a un certo punto c'è questo incontro tra l'Onesimo e il Filemone, accompagnato da una lettera. Quante emozioni mi sono immaginato da controllare da parte di Filemone per aver davanti a sé colui che lo aveva ferito, offeso. In più c'era anche una forte disparità sociale, il padrone e il servo, lo schiavo. Non è mica poco.
non è la società contemporanea. Cosa fare? L'Apostolo si presenta come mediatore e non lo fa con la forza apostolica, quanto come vecchio e ora dirà prigioniero di Cristo. Ho fatto pensare, perché ha usato il vecchio? Sono vecchio e prigioniero di Cristo. Versetti 8 e 9. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene, vedete, c'è questa, come dire, potrei fare questo, conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo. Gli anni passano e si invecchia e si presuppone che con la vecchiaia subentri anche la saggezza. L'Apostolo fa leva su Filemone presentando se stesso. Le sofferenze che negli anni aveva dovuto affrontare si presenta nella lettera come il prigioniero di Cristo per far leva sulle scelte di Filemone, affinché rispondesse con comprensione. Questa è una lettera corta, che non parla della morte e resurrezione di Cristo, che sono gli atti che ci consentono di sperimentare la nuova nascita, quanto una lettera che ci lascia conoscere gli effetti della nuova nascita nella nostra vita, che si dovrebbero vedere e lasciarsi osservare pienamente, incarnati dall'Apostolo. Ecco perché quando avete visto la scena, lui al centro, Onesimo da una parte e Filemone dall'altra, a un certo punto l'autore saggiamente ha tracciato la croce, perché diventa un mediatore. Partendo dal presupposto che Onesimo non solo si era convertito a Cristo, ma posto anche al servizio dell'Apostolo, e quindi consapevole del suo peccato e torto che aveva compiuto nei riguardi di Filemone, quella l'aveva già trattato con lui. Allora l'Apostolo favorisce che questo incontro avvenga stilando una breve lettera. Vorrei esaminare con voi 3 implicazioni. Questo è quello che vogliamo ricordare questa mattina. 3 implicazioni che troviamo dai versetti 10 a 18 per descrivere 3 azioni di chi perdona deve intraprendere. Il perdono implica accoglienza, primo aspetto, il ristabilimento, secondo aspetto, la restituzione, terzo aspetto. Aggiungo una parola per darci comprensione, la restituzione del debito. Quindi accoglienza, il ristabilimento e la restituzione. Versetti da 10 a 14, vediamo il primo aspetto. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo con il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua bontà, la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Dirà l'Apostolo, te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Il comandamento ci dice di amare il prossimo come noi stessi. Ama il tuo prossimo come te stesso. E Paolo usa questa dinamica. Così è Onesimo per l'Apostolo. Lo amo, dirà, come il mio cuore. Ti prego, dirà a Filemone, per mio figlio che ho generato in catene, riferendosi ad Onesimo. Accogliere è il primo passo nel processo del perdono. È la scena del padre e del figlio al prodigo. Cerchiamo di immaginarci quel momento, se lo ricordiamo. È proprio caratterizzata da questa corsa del padre nell'abbraccio del figlio. Dice l'autore che lo baciò e lo ribaciò. Solo dopo quell'accoglienza il figlio aprì il suo cuore per chiarire con suo papà
Filemone aveva bisogno di riaccogliere in casa sua colui che lo aveva tradito, ferito, offeso. Immagino la scena tra i vicini di casa. Ma dove è andato a finire Onesimo? Ma dove se n'è andato? Ma come mai ti sei fatto sfuggire questo servo? Anche in famiglia, in casa. Il perdono, la richiesta di perdono richiede che ci sia accoglienza e in un contesto di accoglienza Onesimo era pronto a prendersi le conseguenze del torto che aveva procurato. Questo lo diremo fra un po'. La fede si mostra in termini visibili sia in chi accoglie, nel nostro caso è Filemone, e sia in colui che è consapevole di aver commesso un torto e che è disponibile a prendere le conseguenze delle proprie scelte. Onesimo sarebbe tornato dal suo padrone come una persona nuova, trasformata, possiamo dire redenta da Cristo. Non era più quello di prima. Dirà l'Apostolo che un tempo era inutile a Filemone, nonostante fosse il suo servo. Ma come? Un servo, come è possibile che è inutile? Anzi, ci serviva. Inutile perché gli mancava la conoscenza del Vangelo e quindi non poteva accogliere e condividere pienamente tutto ciò che si faceva in quella casa, perché a casa di Filemone c'erano i culti la domenica o il sabato o altri giorni della settimana, ma ora è utile anche ad altri servizi, quelli che sta rendendo anche a me. Anzi, mi dispiace che te lo mando, no? Vorrei tenermelo, però lo mando a te perché è di quella casa, è della tua casa, è per la comunione di quella casa. Onesimo significa proprio utile, è vero? E a caso? Non credo. Tutto viene dal cielo. Onesimo significa utile. Ora lo è veramente pienamente come servo e come fratello in Cristo. Il perdono prevede che ci sia una porta che si apra per accogliere, affinché si favorisca una nuova forza, una nuova energia nella Chiesa. Entrando nuovamente Onesimo in quella casa, non solo avrebbe indossato l'abito, il nuovo abito da lavoro come servo, ma anche quello del Vangelo come fratello. È anche vero che questo processo nel riaccogliere non è legato ad una imposizione e non prevede ordini, piuttosto si realizza nella volontà di chi ha subito il torto. Versetto 14, ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso. E qui entriamo nel rispetto delle ferite anche subite. Non ho voluto far nulla senza il tuo consenso perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. È un passaggio molto significativo che rispetta, tiene conto anche delle ferite subite. Non avete mai sentito frasi come queste? Devi perdonare? Il credente deve perdonare come se fosse un'imposizione. Se non perdoni non sei spirituale. I figli di Dio devono perdonare. A volte siamo incastrati con queste domande forti. L'Apostolo tocca le ferite di Filemone, quelle che Onesimo gli ha procurato al suo tempo. Lascia che sia Filemone a prendere nella libertà e non nell'imposizione le sue decisioni. È il rispetto verso chi è stato ferito, che spesso viene disatteso, piuttosto invece che ci siano persone come Paolo, dei mediatori come Paolo, che sono in grado di agire e chiedere nel modo più appropriato. Non ho voluto far nulla senza il tuo consenso. Anche chi perdona ha in mano le chiavi, e questo è giusto ricordarlo, come se fossero quelle di una cella, per aprire quella stanza e lasciare entrare colui che lo ha ferito. Si accoglie per ristabilire, secondo aspetto, seconda fase,
Domanda: quale ruolo ebbe il figlio il prodigo sciagurato che venne riaccolto nelle braccia del padre? È una domanda. Che ruolo dopo quella sciaguraggine ha avuto nel rientrare nella comunione del padre? Servo? Schiavo? Come figlio. Andiamo a leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 15. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, guardate anche il modo di rispondere a quell'incontro, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, non aveva neanche più quelli, portate fuori il vitello ingrassato, e lì ci volevo essere anch'io, scusate la battuta, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio, com'era? Era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare una gran festa. Caspita, amen. I tempi tra l'accogliere e il ristabilire sono immediati. Presto. Presto portate qui i vestiti. Bisogna ristabilire velocemente. È scritto ancora: questo figlio mio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il perdono richiede accoglienza e ristabilimento. Il figlio rientra nei pieni diritti, come avete detto anche voi, e doveri che aveva perduto, anzi ci fu una gran festa per reintegrarlo nella casa del padre. Versetti 15 e 16, forse di Filemone, chiaramente. Forse proprio per questo, dirà Paolo, egli è stato lontano da te per un po' di tempo. Lo riprendo questo argomento. Perché tu lo riavessi per sempre, ma non più come schiavo, ma molto più come schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Forse proprio per questo. È una considerazione personale. Forse proprio per questo egli è stato lontano per un tempo. Non necessariamente ciò che ci accade, sia che subiamo, che favoriamo, avviene per caso. Può esserci un bene dopo che ci sia stato del male? Mi chiedo. Ci può essere il bene dopo il male? Sembra aprirsi anche questa speranza, che non tutto è a caso e non tutto è perduto. Il ristabilire prevede in qualche modo che ci sia un rapporto più forte di quello di prima. Lo abbiamo visto anche nel figlio il prodigo. È come nella circostanza, perché ora Onesimo, dirà l'apostolo a Filemone, ti sia restituito per sempre. Non per un tempo, ma per sempre. Colui che gli rendeva solo i servizi demandati ad uno schiavo. Era in grado di essere anche fratello nella fede e compagno d'opera. In quella chiesa c'era un uomo utile adesso, ad ogni tipo di servizio, sia spirituale e sia pratico. Il ristabilire conseguente a riaccogliere ci lascia vedere una relazione più forte e più funzionale di quella di prima. Versetto 16, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano e sia nel Signore. Dio trionfa sul peccato. Questa è la vittoria, è la sua. Dio trionfa sul peccato attraverso il suo potere e le sue grazie provvidenziali. Onesimo è la dimostrazione che nella relazione con Dio le nostre vite vengono rese straordinarie quando esse sono raggiunte dalla potenza e dalla pienezza del Vangelo, diventando utili al Signore e anche agli uomini. Si accoglie nel perdono, si ristabilisce nel perdono, si restituisce nel perdono. Terzo aspetto, versetti 17 a 19. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo
a me. Io Paolo lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Questa volta l'immagine che arriva da questo passaggio non è l'incontro o l'abbraccio del padre con il figlio il prodigo. Non è questa la scena, ma quanto l'immagine di un incontro con il Dio prodigo. Sapete che c'è un Dio prodigo? O conoscete solo la storia del figlio il prodigo? C'è anche un Dio prodigo. Che significa prodigo? Che va in giro? No. Sapete che significa prodigo? Guardiamo le scelte del figlio. Scellerate. Che cosa ha fatto il figlio? No, prima che ritorna cosa fa? Cosa fa? Spende. Ma spende che cosa? Una parte dei risparmi o spende tutto quello che ha avuto? Tutto. Perché alla fine cosa mangiava? Mangiava, mi sembra, le bacche voleva, no, ma mi sembra che pure qualcosa. Comunque, un Dio prodigo significa che è un Dio che ha speso tutto. E dove l'ha speso? E con chi l'ha speso? Scusate, che cosa ha messo in campo? Del suo patrimonio, della sua eredità? Chi ha offerto? Il figlio. Perciò qui entriamo nella restituzione. Si restituisce nel perdono. Versetto 19, pagherò io. Versetto 18, se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. I danni sono stati fatti perché in qualche modo Filemone era stato danneggiato dalla fuga di Onesimo. Quella casa aveva perso una risorsa per un tempo. Il lavoro di Onesimo era stato sostituito da altre persone. Forse anche un furto subito, chissà. La restituzione del debito, possiamo dire così, è necessaria e perfino nella legge mosaica è scritto. Numeri 5, Numeri capitolo 5, versetti 6 e 7. Dì ai figli di Israele, quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, commettendo un'infedeltà rispetto al Signore, questa persona si sarà così resa colpevole. Dovrà confessare il peccato commesso, restituirà per intero il mal tolto, aggiungendovi un quinto e lo darà a colui verso il quale si è reso colpevole. Onesimo aveva già confessato quel peccato. Lo aveva fatto nel periodo che era stato con l'Apostolo. Doveva anche rinnovarlo davanti all'assemblea affinché fosse noto a tutti, ma avrebbe dovuto anche integrare con un risarcimento. E come può uno schiavo risarcire? Come può uno schiavo risarcire? Bene sarà l'Apostolo a proporsi nella restituzione. Saldando il debito, addebitalo a me, dirà a Filemone, e ancora pagherò io quel debito. Nella restituzione e nella dovuta e necessaria restituzione possiamo contare nella sostituzione di Paolo ad Onesimo, che in quel momento incarna la teologia della croce non con le parole, ma con i fatti. Questa è una lettera che ci viene recapitata, dicendoci che il Vangelo è tutt'altra cosa dal conoscere dei concetti, piuttosto viverli.
È una lettera che ci consegna una tuta da lavoro, gli occhiali di protezione, le scarpe antinfortunistiche, che ci consegna dei guanti che proteggono le nostre mani per non ferirci e ci lascia entrare in un cantiere edile dove bisogna lavorare per realizzare un progetto che si chiama comunione fraterna, che è l'abito che indosseremo per l'eternità. Perciò meglio la pratichiamo qua e meno lavoro dobbiamo fare per l'eternità. La restituzione, il debito che è necessario che venga onorato, sarebbe stata assicurata da Paolo e quindi per noi da un Dio prodigo, un Dio che ha speso e sperperato tutto dando per la restituzione suo figlio alla croce, qui ricordato, saldando il nostro debito, perché eravamo schiavi e senza una lira, come si dice. È proprio nel perdono che diventiamo più simili a Dio. Non c'è altro modo per assomigliarlo nel modo più appropriato. È vero che siamo ad immagine e somiglianza di Dio, lo diciamo sempre. Siamo creativi dei doni, nei talenti. Anche noi sappiamo creare musica, arte, ma è nel perdono, è proprio lì che siamo più simili a Lui. È come se la distanza si accorciasse, perché comprendiamo pienamente che cosa ha fatto Cristo per noi nel momento in cui siamo chiamati a perdonare, senza imposizione, ma nella libertà di poterlo realizzare. Il perdono ci inserisce in una nuova dimensione che possiamo solo assaporare, che è quello del sempre e non più per un tempo. Versetto 5. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Mi avvio alla conclusione. Hai mai pensato che i rapporti che hai con i tuoi fratelli in chiesa appartengono già da ora, con tutti i nostri limiti, perché bisogna essere onesti, a ciò che faremo per sempre? Questa è la domanda. Questa è la domanda che ci dovrebbe motivare nelle cose che facciamo. Alla fine siamo anche bravi a fare delle cose, ognuno con i propri doni, i propri talenti, ma tutto quello che facciamo è per un fine, per un progetto, per realizzare questo progetto che inizia qui e non finisce più. Questo dovrebbe incoraggiarci ad apprezzare, valorizzare le nostre relazioni, promuovendo e sviluppando una relazione sempre più profonda. I credenti, lo dico sempre, non li abbiamo scelti noi. Noi ci scegliamo i parenti, forse, ma i credenti no. I credenti sono scelti dal Signore. E in qualche modo, con una certa alchimia, che è quella dello Spirito, noi stiamo insieme. Che il Signore ci benedica nel considerare questi elementi che caratterizzano il perdono, nell'accogliere, ristabilire e restituire il debito, potendo attingere dalla generosità di un Dio prodigo, ovvero da un Dio che ha pagato il prezzo più alto per ripristinare una relazione interrotta con Lui, dando valore, significato alla nostra vita, trovando il modo per cancellare il nostro peccato, offrendoci una nuova relazione con Lui e tra di noi. Il Vangelo ci indirizza non solo a vivere questa fase della vita, ma ci lascia assaporare l'eternità, già da oggi, esercitando il perdono nel modo in cui ci è stato proposto da questa preziosa e brillante lettera. Che Dio ci benedica. Amen. Grazie per le parole, Riccardo, grazie al Signore che te l'ha messa nel cuore e ha colpito soprattutto quando è stata letta la frase di Paolo, no? Sono prigioniero di Cristo. Allora la domanda nasce spontanea, direbbe un presentatore. Ti senti prigioniero di Cristo? Se proprio devi essere prigioniero di qualcuno, ti senti prigioniero di Cristo? Amen. Vogliamo salutarvi a casa, vogliamo salutarvi in sala anche. Chiudiamo questo culto con questo desiderio. Desiderare di
amare il Signore, di lodare il Signore con questo canto. Alleluia e buona domenica. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero